La posizione sulla scacchiera è la seguente, la domanda che ti faccio è: dove sviluppare il cavallo evidenziato in rosso all'interno della scacchiera? Beh, non ci sono troppe soluzioni, qual è quella che ti piace di più? Prova a pensarci un po'. Ovviamente nel momento in cui muovi un cavallo, la prima cosa che devi fare a colpo d'occhio è cercare di capire subito, immediatamente dopo, dove può andare a saltare il cavallo, e andando a sviluppare il cavallo in C6 si può vedere che non c'è un grandissimo futuro, perlomeno in avanti. Resta semplicemente da considerare una rimanovra un pochettino nelle retrovie, e in effetti cavallo C6 può avere il suo senso se viste in ottica di cavallo E7 e cavallo F5. Il cavallo si è portato in attacco in una posizione sicura, sorretto da un pedone. Ma anche un eventuale cavallo in D7 non mi dispiacerebbe, poiché anche qui con una visione un attimino nel futuro possiamo vedere che grazie a una rimanovra di cavallo può andare in poco tempo andarsi a prendere una casella fondamentale, casella che noi scacchisti chiamiamo avamposto. Quindi cerca sempre di capire nelle prossime 2, 3, 4 mosse il cavallo che salti può fare, e da lì capisci qual è la posizione migliore per quel cavallo. Se vuoi migliorare nella tua strategia scacchistica, all'interno della Matto Scacco Academy trovi il corso Strategia Master, il corso più completo mai realizzato sulla strategia scacchistica in Italia.